Torna nella sua sede storica il rally di Piancavallo e dopo 7 anni torna alla vittoria di un rally tricolore la Lancia Stratos HF. Per la prima volta però sono un pilota francese e un navigatore biellese a vincere una gara del campionato italiano rally auto storiche. Sono Eric Comà e Marco Sormano a tagliare per primi il traguardo dell'8º round della stagione, corso in occasione del 29esimo rally di Piancavallo. Gara dominata da Comà e dal biellese, che torna alle gare dopo decenni essendo stato nel passato navigatore di Speedy Perazio. La coppia franco-biellese si è presentata con una Lancia Stratos perfetta, aggiudicandosi facilmente 6 delle 7 prove speciali in programma. Solo nella quinta, nel secondo passaggio sul Monte Rest, l'equipaggio vincitore è stato superato per 1/10 di secondo da uno stratosferico Tiziano Nerobutto. Protagonisti di una gara spettacolare sono stati il pordenonese Duretto, quarto assoluto con la Peugeot 104 ZS, ma anche il goriziano Terpin, risalito sino alla top 5 e poi ritirato a metà gara con la Opel Kadett GTE. Non da meno sono stati Maurizio e Roberto Finati, increduli vincitori del secondo raggruppamento con la Fiat 124 Abarth, superando sul bagnato i tedeschi Stoschek e Avranche con la Porsche 911 RS.